Ultimi ritocchi per il villaggio olimpico di Fiames a Cortina, dove alloggeranno gli atleti dei giochi invernali. Dopo lo stress test delle strutture mobili, per i tecnici tutto procede nei tempi. Almeno 8 i colpi di pistola esplosi ieri sera a Udine, al culmine di una lite tra famiglie di etnia rom. Il quarantenne che ha sparato si è costituito questa mattina, la sequenza degli spari in un video. Resta in carcere il trentenne albanese che ha sparato 3 colpi a Mogliano dopo lo scontro a coltellate a 2 passi da un liceo, il regolamento di conti per una donna. Continua l'ondata di furti a Mogliano, ladri in azione al piano superiore mentre una coppia sta cenando. Lo shock delle vittime non li ferma più nulla. Doppio incidente stradale a distanza di poche ore lungo la statale del Santo a Campodarsego, gravissimo un ventenne di Fonte. Era morto da almeno 15 giorni l'83enne Danilo Fabris, trovato senza vita in casa a Bassano del Grappa, alpino, attivo nella comunità, realizzava maschere per i carri di carnevale. Una denuncia in procura dopo l'esclusione del baritono russo Ildar Abrazakov dal Don Giovanni di Mozart al Teatro Filarmonico di Verona. A rappresentare la denuncia l'ex deputato leghista Vito Comencini. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario regionale che apriamo occupandoci di Olimpiadi perché ci sono stati gli ultimi ritocchi al villaggio olimpico di Fiames a Cortina d'Ampezzo che ospiterà gli atleti dei giochi invernali del 2026. Dopo lo stress test delle strutture mobili, i tecnici di Simico, la società incaricata delle opere olimpiche, assicurano che tutto procede secondo i tempi. Dopo quello della pista di bob è il cantiere simbolo dell'Olimpiade Ampezzana, Fiames, a pochi chilometri dal centro di Cortina, ai piedi del Po Magagnon. Il villaggio olimpico entra nella fase finale. 1 chilometro e 300 metri di sviluppo, 377 casette, 1400 posti letto. È un villaggio frutto del design di Crippa, mi ha sorpreso molto, devo dirle, peraltro per la qualità. È composto poi inoltre dai building che ospiteranno la parte più sociale degli atleti. Veri e propri palazzi, cuore pulsante del villaggio olimpico, perché pulsante è la società degli atleti che possono trovarvi anche 4 luoghi di culto differenti a seconda delle professioni religiose. La settimana scorsa, dopo mesi di lavoro, il sito ha superato il cosiddetto stress test sulle unità abitative, una verifica tecnica su impianti, climatizzazione e resistenza dei moduli prefabbricati. Abbiamo testato lo stress test delle casette, 377 è andato bene, quindi concluso con ottimi risultati, e peraltro devo dirle che mi ha anche sorpreso la qualità delle casette. Ora è in corso invece lo stress test dei building e ci vorrà qualche giorno per terminarlo. Al loro interno i moduli abitativi appaiono confortevoli, 2 posti letto, un bagno con ampia doccia, tutto realizzato secondo criteri di efficienza energetica e minimo impatto ambientale. Il 50% delle casette sono adeguate alle persone con disabilità, gli atleti con disabilità sono circa il 20%, questo vuol dire che anche gli altri atleti potranno beneficiare del design for all. Questo per me è un grosso risultato perché abbiamo imparato lavorando per le persone con disabilità che è possibile migliorare gli spazi anche per gli altri. Un villaggio che si prepara ad accogliere il mondo mentre Cortina si avvicina a grandi passi allo storico appuntamento a 5 cerchi. Ed ora la cronaca con almeno 8 i colpi di pistola esplosi ieri sera in via della Roggia al culmine di una lite a Udine tra famiglie di etnia rom, 5 le persone coinvolte. Se uno passa sopra, uno cade, uno fa male. Come si fa a buttare banana sulla strada così? 8 colpi si avvertono nitidi nel video girato da un residente della Palazzina al Civico 9 di via della Roggia, di fronte alla scena della sparatoria che ieri ha seminato il terrore nel quartiere. Stavo andando a lavorare, no? Poi ho visto che c'era banana sulla scala, stavo facendo video per mandare il latte, poi sentivo boom 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 di sparo, io pensavo fuoco artificiale. A terra ancora il sangue dei feriti, 4 in tutto, le tracce coprono il vialetto fin quasi all'ingresso del portone della Palazzina al numero 5. Mi sono vista così a un certo punto arrivare il ragazzo fuori che ha cominciato con la pistola pum 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 pum, però così, sparava così. Dopo... Che veniva fuori dal palazzo qui?
Sì, perché lui abita qua. Quando io ho visto che ha cominciato a sparare, ho detto: cosa fai? Ho detto: non fare. E invece non mi ha ascoltato. Comunque lui non aveva intenzione di ammazzarli, perché se voleva ammazzarli, per me sparava così. La sera della sparatoria, durante la raccolta di indizi da parte della polizia, alcuni agenti indugiavano vicino ad un albero di Via della Roggia e sul muro di cinta di un condominio che si trova sulla linea di tiro. E visto che siamo praticamente in linea di tiro, come dicevo, rispetto al punto in cui sono stati esplosi i colpi di pistola, è probabile, poi lo si capirà con le indagini, che un colpo possa essere arrivato fin qui. Capirete che è stata, se così è andata, il rischio che si è corso qui in Via della Roggia durante la sparatoria, per chi non c'entrava nulla con la lite, di essere magari preso da un colpo di rimbalzo, da una pallottola impazzita, è stato molto alto. Dopo il fermo del quarantenne gravemente indiziato di essere l'autore degli spari, le indagini dovranno accertare il motivo che ha scatenato la lite prima e poi la sparatoria. Il clima che si respira ora è di paura. Adesso, dopo l'accaduto di ieri, ovviamente un po' di paura c'è a girare, perché abito qua da più di 10 anni e ho scelto questa zona proprio per motivi che era una di più zone calmi e sicuri di Udine. Invece adesso sì, mi fa un po' di ansia. Io ho già detto anche a te, perché questa è mia finestra qua, no? Io vedo sempre gente strana che non abitano qua, che entrano sempre. Io ho già detto a te, ho scritto anche lettera, non hanno fatto ancora niente. Resta in carcere il trentenne albanese di Mestre che ha sparato 3 colpi a Mogliano dopo lo scontro a coltellate a 2 passi da un liceo. Il regolamento di conti per una donna. L'uomo ha parlato al giudice: ho visto mio zio a terra, pensavo fosse morto, ho sparato per disperderli. Rimane in carcere il trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare nel territorio nazionale, che armato di pistola lunedì scorso ha esploso 3 colpi di arma da fuoco a pochi passi dal liceo Oberto durante una violenta rissa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia non ha risposto alle domande del magistrato, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. Lui ha sostanzialmente spiegato il motivo per cui ha usato quell'arma a mero scopo difensivo dopo aver subito l'aggressione da parte di 4 soggetti, peraltro e non 3 come originariamente si era detto. Dal video si vede che sono 4 soggetti che aggredivano il mio assistito, lo zio e l'altro amico, e dice che nel momento in cui ha visto che appunto c'erano questi coltelli e che lo zio era stato gravemente accoltellato, ha deciso di prendere questa pistola, di tirarla fuori e sparare dei colpi. In ospedale lo zio del trentenne, operato la stessa notte dell'aggressione, e un amico che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore e per il quale potrebbe scattare un fermo. Una rissa sanguinosa scoppiata verosimilmente per una donna. Nessun motivo legato alla droga, ci spiega il legale del trentenne. A fuggire dal luogo della violenza 4 connazionali. In un video è stato ripreso istante per istante il litigio finito nel sangue. Dal video emerge l'arrivo di tutti i soggetti coinvolti, che vengono ripresi anche in maniera assolutamente nitida. Si vede l'inizio della colluttazione, dopodiché la scena si sposta fuori campo, quindi si perdono le fasi salienti di quella colluttazione. Si vede poi oggettivamente il mio assistito con l'arma che esplode quei colpi d'arma da fuoco, non all'indirizzo, lo ribadisco, questo è importante, dei contendenti, ma solo al fine di disperdere la folla. Dopo aver esploso i colpi con una pistola a salve clandestina ma modificata per sparare, il trentenne è stato raggiunto dai 4 albanesi che con un calcio lo hanno disarmato e poi lo hanno colpito con un coltello. Poi sono fuggiti. La custodia in carcere è motivata dal pericolo di fuga e reiterazione del reato. L'uomo è accusato di rissa, detenzione abusiva di arma, danneggiamento ed esplosione di colpi. L'avvocato Serpico ha già annunciato che farà ricorso contro l'ordinanza.
Ci occupiamo ora ancora di furti, dell'ennesima ondata a Mogliano Veneto, in azione i ladri tra via Foscolo e via Ronzinella. In una casa hanno colpito mentre la famiglia era a cena e in un'altra sono stati messi in fuga dalle urla della proprietaria, colpi anche a zero branco. Ieri sera, mentre io e mia moglie eravamo in cucina a cenare, si sono introdotti in casa delle persone, non abbiamo visto nessuno. Non abbiamo sentito nessuno e poi quando siamo saliti per andare in bagno abbiamo visto le camere illuminate e tutto distribuito sui letti per terra e quindi abbiamo capito. Abbiamo fatto fatica a capire da dove fossero entrati o usciti perché sembrava tutto in ordine. Ci ha colpito il fatto di essere in casa e inconsapevoli che qualcun altro era in casa con noi, insomma. È la prima volta che accade? No, noi è la quinta. Un vero e proprio raid organizzato, quello dell'altra sera, da parte di alcuni ladri che hanno colpito a Mogliano in via Foscolo e in via Ronzinella e poi anche verso Zero Branco, in via Peseggiana. Tutte operazioni condotte tra le 6 e le 9 di sera, a volte addirittura con i proprietari in casa, in modo veloce e silenzioso. Poi abbiamo trovato una persiana forzata con la zanzariera e una finestra forzata, ma forzata in modo, come dire, abile, nel senso senza quasi lasciar traccia, e hanno aperto tutti i comodini, i comò, disteso sui letti e selezionato. Cercavano oro evidentemente perché non hanno toccato neanche il portafoglio nella borsetta, quindi era una caccia mirata. Bottini piccoli ma spaventi enormi per dei cittadini che non riescono più a sentirsi tranquilli nemmeno in casa propria. Alle 8:30 di sera questa residente, a meno di 50 metri dalla casa precedente, addirittura vede i ladri in giardino dal terrazzo. Ho visto che c'era qualcuno e ho cominciato a dire c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno e ho cominciato a urlare il nome. Ho cominciato a urlare Roberto, 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 finché la persona è venuta fuori e con le mani mi ha mandato dentro, mi ha detto di andare dentro, vai via, cioè tipo così, vai via. E io lì ho cominciato a urlare come una pazza scatenata e loro hanno saltato il cancello qua e sono andati là in fondo. Sono scappati, erano 2 uomini, passamontagna, guanti, uno aveva un giubbotto nero, l'altro giubbotto era più chiaro, un grande spavento. Qualche isolato ancora più in là, in via Foscolo, una signora anziana, sempre tra le 6 e le 9, si trova i ladri davanti agli occhi, urla dallo spavento, ma per fortuna non ha conseguenze, solo qualche gioiello rubato. Un raid probabilmente partito da Zero Branco nelle primissime ore della sera in via Peseggiana verso le 6:15, quando un allarme scattato ha fatto rientrare la sorella della proprietaria che ha scoperto il fattaccio e non era nemmeno la prima volta. Hanno distrutto perché sono entrati dalla parte davanti, hanno praticamente forzato l'infisso e quindi hanno distrutto il vetro e il telaio dell'infisso. È successo un'altra volta ed era stato ancora peggio. Io sono arrivata dalla strada e ho visto tutto illuminato e tutto aperto. Che terribile. Ho detto c'è qualcosa che non va. L'amara conclusione resta una sola. Quando si è insicuri dentro casa propria, brutta sensazione. L'allarme furti non accenna a placarsi anche nel Bassanese, infatti i casi si moltiplicano in tutto il territorio e la gente è sempre più preoccupata. Tezze sul Brenta, via Los, via Volta, via Primo Maggio, Rossano Veneto, Cassola, ma anche Bassano e Pianezze. Cresce l'allarme per l'escalation di furti che si registra nel Bassanese, un bollettino di guerra e la gente è preoccupata ed esasperata. Ieri sera i ladri sono stati visti e messi in fuga dai residenti di via Volta. Erano qua nell'angolo della vicina, sono saltati fuori e la suocera se l'è trovata davanti. Ecco, Una persona? Una persona, però ha detto che sono passati poi con una macchina ed erano in 3. Macchina scura e ecco, tutto qua. Un po' di paura. Ieri sera io, se avevo un qualcosa, se lo vedevo io, avevo un qualcosa in mano, glielo davo nella testa. Anche in casa, se vengono in casa, è giusto che ci difendiamo, giusto? O me o te. L'uomo indossava un berretto che gli copriva parzialmente il viso. La signora, che lo ha visto uscire dal giardino di questa villetta, gli ha urlato di andarsene. Perché rubi nelle nostre case, ha gridato mentre l'uomo si allontanava verso l'auto con a bordo i complici. E quello che avete di là li ha visti? Li ha visti, cosa fai in casa di altri qua e là? E lui è partito comodo, è andato in macchina e sono andati via. E abbiamo visto uno
saltare la mura. Poi è andato, la signora di là l'ho anche seguito. Abbiamo cercato ma era scuro comunque. Che macchina? Adesso non mi ricordo più che macchina. Comunque era una macchina abbastanza grossa. Forse si tratta della stessa banda che qualche giorno fa ha agito a Campagnari in via Primo Maggio, dove è stata svaligiata un'abitazione. Anche in quel caso è stato il coraggioso intervento di un residente a mettere in fuga i malviventi. La paura c'è e anche sui social le denunce si moltiplicano. Hanno tentato di entrare anche a casa sua? Penso di sì, ho sentito un rumore come di un seghetto, no, che tagliava, e ho aperto la porta interna e dopo forse è scappato. I ladri colpiscono soprattutto nella fascia oraria tra le 5 e le 7 di sera. È importante segnalare alle forze dell'ordine persone e macchine sospette. Così 4 chiudo tutto perché puoi arrivare a qualsiasi momento. Anche se ti sei dentro, si ha paura e basta. Voltiamo pagina, doppio incidente stradale a distanza di poche ore lungo la statale del Santo, il bilancio è di un ferito grave. È l'ennesimo incidente stradale, quello avvenuto lungo la strada del Santo, all'altezza di Reschigliano di Campodarsego. Nello scontro, che ha paralizzato il traffico per ore, sono rimasti coinvolti 3 mezzi. Un furgone guidato da un 20enne di origine straniera ma residente a Fonte, un 54enne vicentino a bordo di un furgoncino di una ditta di Bolzano e uno scooter con in sella un 67enne. Ad avere la peggio il 20enne trevigiano che, secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Cittadella, stava procedendo in direzione Padova da Castelfranco Veneto. Il giovane è rimasto gravemente ferito dopo un doppio sorpasso, finendo la sua corsa contro il furgoncino. Illeso invece il conducente di quest'ultimo. Estratto dalle lamiere e dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, il giovane, stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale. Qualche ora dopo un nuovo tamponamento ha paralizzato la regionale 308 in direzione Castelfranco Veneto. Il sinistro ha coinvolto questa volta 4 veicoli in un tamponamento a catena. Purtroppo la strada è stata sistemata perché dopo abbiamo subito tante critiche per aver naturalmente tentato e voluto assieme a Veneto Strada di sistemare il manto stradale. Abbiamo riacceso anche gli autovelox, però la gente corre troppo e tanto è vero che l'ennesimo sorpasso e l'ennesimo incidente. Sembra fortunatamente che non ci siano cose gravissime, però naturalmente questo ti fa riflettere. Una situazione ormai insostenibile per chi viaggia lungo questa strada. Credo che naturalmente chiunque sarà il nuovo presidente dovrà prendere in mano questa situazione perché abbiamo flussi di traffico impressionanti sulla 308 e quindi bisognerà per forza metterci mano. A Bassano un anziano è stato trovato senza vita nella sua abitazione, viveva da solo e sarebbe morto da più di 2 settimane. Dramma della solitudine, siamo in via Bosa, in quartiere San Marco a Bassano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Danilo Fabris, 83 anni. Viste le condizioni della salma si presume che sia morto da almeno 15 giorni, se non anche di più. Non vedendolo da diverso tempo sono stati i vicini che hanno allertato l'amministratore del condominio, dove Fabris viveva all'ultimo piano, che ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno dovuto infrangere il vetro di una finestra per entrare nell'appartamento, trovandolo riverso a terra. Sul posto gli agenti della polizia locale e i sanitari del SUEM 118 che hanno trasportato all'obitorio del San Bassiano l'83enne. L'uomo viveva da solo, non aveva una famiglia. Tra i vicini c'è molto dolore per la sua scomparsa, persona affabile, sempre pronta ad aiutare il prossimo, seppur schivo e riservato, così ce lo descrivono. Attivo nel quartiere, alpino, impegnato nella realizzazione delle maschere per i carri di carnevale, aveva prestato aiuto anche come volontario in Brasile, affiancando i missionari nella costruzione di un ospedale. Lui era una persona splendida, era molto positivo, però era molto riservato. Non voleva tanto che le persone si intromettano nella sua vita privata e lui era alpino, era bravissima persona. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'assessora ai servizi sociali di Bassano, Francesca Busa, che ci ha confermato che l'anziano non era seguito dal suo ufficio, ma coglie l'occasione per lanciare un messaggio. Questo ancora una volta ci deve far riflettere sul fatto di quanto ci sia da lavorare sul sensibilizzare anche il vicinato, le persone che vivono anche in contesti di comunità
a preoccuparsi anche di chi è anziano, di chi è più fragile, di chi è più solo, perché queste cose possono succedere e se una persona è vicina ed è solidale, sa che può essere successo, esserci stato qualche problema e intervenire sicuramente prima di quanto è successo in questo caso, perché cose così non dovrebbero accadere. E infatti questo è un po' il rammarico della vicina di casa, di Danilo Fabris. Era su un grande vuoto, mi dispiace tanto che non siamo riusciti a aiutare di più, che forse se ne permetteva in qualche maniera a seguire i suoi passi, la sua quotidianità, diciamo che forse non sarebbe successo così, però è andata. L'ex deputato veronese della Lega Vito Comencini, a nome dell'associazione Popolo Veneto, movimento politico di cui è segretario, ha presentato alla Procura della Repubblica una denuncia ipotizzando l'accusa di discriminazione nei confronti del cantante lirico russo Ildar Abrazakov. L'esposto denuncia, firmato da Comencini e da Luca Guarda, candidato alle regionali per la lista Resistere Veneto, al momento è contro ignoti. La presa di posizione è stata decisa dopo che la Fondazione Arena di Verona ha escluso il baritono russo dal cast dell'opera Don Giovanni in cartellone al Teatro Filarmonico il prossimo gennaio. Abbiamo deciso di presentare l'esposto in procura, dicono Comencini e Guarda, perché riteniamo che gli organi giudiziari debbano muoversi non solo su questo caso, ma in tutti i casi in cui persone vengono escluse, vengono discriminate, vengono in qualche modo perseguitate. Ed ora la politica, perché continuano gli incontri dei candidati alla presidenza della Regione Veneto con le categorie economiche. Giovanni Manildo, candidato per il centro-sinistra, ha incontrato gli agricoltori della CIA Veneto. Noi consegneremo quello che è il nostro documento programmatico che abbiamo già consegnato a tutte le forze politiche, in questo caso oggi lo consegneremo al candidato Manildo. Sostanzialmente noi chiediamo di mettere al centro l'agricoltura e soprattutto le agricolture. Rimettere al centro anche del dibattito politico i problemi dell'agricoltura. Questo il quesito principale che la CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori, ha posto al candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo. Molti i temi affrontati dal consumo di suolo alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Deve essere un'alleanza strettissima tra il mondo dell'agricoltura e il mondo della politica insieme per rilanciare un settore primario che è fondamentale non soltanto per l'identità del nostro Veneto ma per il futuro. Si deve partire sull'idea della difesa del territorio, difesa del suolo e insieme una grande alleanza su questo con provvedimenti della Regione che vanno a implementare le grandi competenze dei consorzi di bonifica per poter proteggere il nostro territorio. Anche con il candidato Manildo, come avevano fatto in precedenza con il candidato Alberto Stefani, gli agricoltori hanno chiesto un impegno concreto e deciso per limitare il consumo di suolo. Lo stop al consumo di suolo è fondamentale, la legge del 2017 va ripensata, vanno eliminate delle deroghe e su questo va valorizzato il fatto che bisogna costruire sul costruito, la rigenerazione urbana, non un nuovo consumo di terreno agricolo, e anche sulla diffusione delle energie rinnovabili che sono assolutamente fondamentali, però dobbiamo avere attenzione al terreno coltivato e non ci deve essere occupazione di nuovo suolo. E con la politica si chiude questa edizione del nostro TG Veneto. Vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.